Beh, un po' teso, diciamo, e soprattutto sono molto emozionato. Però la tensione ho imparato a controllarla, è il mio forte, quindi so come gestirla. Ho paura adesso per l'orale, ho paura un po' di entrare in panico, di dimenticarmi le cose. Però vabbè dai, va come va, insomma. Sono contenta, insomma, fino adesso ho avuto voti anche abbastanza alti, quindi... beh, li sono passati velocemente, devo dire, perché non mi sarei mai immaginata di essere qui in questo momento, però... Allora, sono emozionatissima, emozionata, però sono allo stesso tempo fiera. Personalmente non conoscevo la scuola e devo dire che è stata veramente una sorpresa, una bella sorpresa. E questo è un DVD che ho preparato in cui ci sarà dentro la mia tesina e dopo mi sono iscritto a Tecnico del Suono, compositivo però, al Pollini a Padova e poi continuerò comunque con chitarra e oboe perché sono comunque gli strumenti che ho portato avanti anche qui al Barbarigo e volevo continuare. Comunque l'anno prossimo ho già detto al professore di musica che verrò a fare i concerti del liceo musicale per dare sostegno anche per la maturità se sarà necessario. Un po' agitata, però normale. Porto dal paradosso dell'abbondanza alla globalizzazione della solidarietà. I due discorsi tenuti uno da Papa Francesco e l'altro da Papa Giovanni Paolo II, sempre sul tema della denutrizione. Mi sento abbastanza tranquillo, ma comunque c'è sempre l'agitazione del primo esame, no? Che si fa nella vita. Quindi... Cosa ricorda di tutti questi esami che hai visto in questi 70 anni? Ma tanta paura. Si chiama Stand Up Paddle, che praticamente sarebbe pagaiare in piedi su una tavola sull'acqua e si può praticare in qualsiasi posto, per cui non c'è bisogno ad esempio come il windsurf di una vela, del vento. Io adesso vorrei iscrivermi all'università di scienze motorie e poi vorrei comunque continuare anche con la musica, per cui devo ancora un attimo vedere. A settembre ho la prova di ammissione per l'università. Poi non so neanche quanto sia durato perché veramente continuavano a chiedermi qualcosa e io rispondevo a tutto. Spero che sia andato bene. Per il dopo hai già qualche idea? Penso di fare ingegneria e di architettura, come ho detto anche a loro. Poi io sono passata anche a economia, però non credo che sia il mio percorso alla fine. C'è sempre una tensione, perché per quanto ci sia uno sdoppiamento, in qualche modo dopo un anno, 2 anni, 3 anni, con alcuni 5 anni in cui si lavora insieme, non è che proprio siamo proprio dei figli, ma in qualche modo si soffre un po' con loro, soprattutto qualche volta si vorrebbe poter rispondere a questo loro.